L'acqua è la linfa vitale delle comunità fin dalla preistoria e un acquedotto antico è in grado di raccontare la storia di un popolo. Il manufatto della botte di Asolo è un tesoro nascosto che giace proprio sotto il centro del borgo, dai cunicoli angusti quanto ricco di dettagli. L'acquedotto è uno degli edifici più importanti della Asolo romana, è un acquedotto in cunicolo che portava l'acqua dalle sorgenti a nord del Monte Rico, dove oggi sorge la Rocca, fino alla piazza centrale, quella che per noi oggi è la piazza centrale, ma che in epoca romana erano le terme pubbliche. Una città, un municipio romano come Asolo necessitava di uno spazio adeguato e di edifici pubblici di un certo livello, e quindi quando viene deciso di costruire le terme pubbliche nel I secolo d.C. viene anche portato un acquedotto che serviva a rifornire le terme, ma serviva anche ad aumentare l'acqua all'interno di una città che aveva dimensioni importanti. L'acquedotto è quasi un unicum, potremmo dire anche a livello romano, perché è costituito da un doppio cunicolo nel primo tratto, un cunicolo superiore che serviva di servizio, è servito per costruire lo stesso acquedotto e poi è stato mantenuto attivo per farne la manutenzione, e poi il cunicolo sottostante che era quello destinato al trasporto vero e proprio dell'acqua. Il cunicolo sottostante si caratterizza per avere diverse tecniche edilizie, quindi appunto per questo è un unicum in epoca romana, perché trovando materiali, rocce differenti, è stato necessario utilizzare anche tecniche edilizie differenti, dal semplice rivestimento della volta realizzando una volta a botti con conci in pietra, mentre le pareti e il fondo erano semplicemente nella roccia scavata, fino al settore più meridionale dell'acquedotto, dove le vene di conglomerato lasciano lo spazio alle vene di marna, che è un materiale molto più friabile, che risente molto dell'interazione con l'acqua, e quindi dalla necessità di rivestire completamente le superfici esposte, quindi fondo, pareti e volta, che vengono realizzate in mattoni. Per vedere con i propri occhi quanto la struttura di questo acquedotto racconti anche la storia della città, è necessario sgusciare in anfratti piuttosto stretti e non soffrire di claustrofobia. Il fascino misterioso di questi cunicoli ripaga però di ogni sforzo e consente di dire di aver percorso un vicolo recondito che in pochi altri hanno visto, pur essendo nel centro storico di Asolo. Allora, l'ambiente è stretto. Più avanti ci sono una statoia dove vi ho detto che spancia, le due pareti spanciano e sono 20 cm. Okay? Fa in questa maniera qua, cioè fa una specie di vis. Quindi al centro uno butta dentro la pancia e riesce a passare tranquillamente. Butta fuori il petto e tenendo dentro la pancia ci passa tranquillamente. Superato quello però non è l'unico ostacolo. Più avanti ce n'è un altro che è quel muretto che è stato costruito per riportare le acque dietro. Quello ha un'altezza così per passare. L'unica maniera per passare sarà quella di girare la testa, prima si infilano le braccia, poi si infila la testa e poi ci si porta avanti, portando dentro la pancia e ci si spinge con le gambe e si mettono le mani per terra dall'altra parte e a mo' di gatto si scende. Okay? Sì, l'acquedotto romano probabilmente durante l'Alto Medioevo venne ostruito da frane o terremoti, e quindi nel Medioevo, quando rinasce la città, viene costruito il castello, si sente la necessità di costruire un nuovo acquedotto che è molto più semplice di quello costruito precedentemente dai Romani, anche perché le capacità tecniche erano molto inferiori rispetto a quelle degli ingegneri romani. Questo cunicolo è lungo appena 80 metri, praticamente prende le stesse sorgenti dell'acquedotto romano, con una derivazione di tubi le porta fino al 170 metri più ad ovest dell'ingresso dell'acquedotto romano, e lì c'è un tunnel che probabilmente venne realizzato dalla famiglia De Pardis, una famiglia feudataria del vescovo di Treviso, che era in realtà controllava questo territorio, al quale era stata affidata Asolo, e che fa costruire questo acquedotto proprio all'interno di casa sua. E quindi è un cunicolo molto più semplice rispetto a quello romano, anche questo scavato prevalentemente
sul conglomerato, alcune parti sono state poi rivestite in mattoni ma in epoca più recente, e sbuca proprio all'interno della casa, e da lì poi c'è un condotto in terracotta che porta l'acqua fino alla fontana che vediamo alle nostre spalle e tutt'oggi alimenta questa fontana.